Ricordatelo bene questo, Massagno. Il diavolo è capace di citare le sacre scritture per testimoniare il falso, come un assassino dal volto sorridente, come un bel frutto dal cuore marcio. Guardala lì, come vuole sembrare bella l'impostura. 3.000 ducati, bella somma. 3 mesi su 12, Dobbiamo vedere a quale tasso. Allora, signor Shylock, saremo vostri debitori, sì o no? Signore Antonio, voi molte volte a Rialto mi avete offeso per i miei soldi, per il mio mestiere. Io con un'alzata di spalle ho sempre sopportato, dato che sopportare è il marchio della nostra gente. Mi chiamavate cane, strozzino, miscredente. Sputavate sul mio cappotto da ebreo, solo perché io vivo usando del mio. E adesso sembra che abbiate bisogno del mio aiuto. Venite da me e mi dite: Shylock, ci serve del denaro. Dite così, voi, proprio voi che mi avete sputato in faccia, che mi avete preso a calci come un cane randagio davanti alla porta. Cosa dovrei rispondervi io adesso? A soldi un cane. Può un cane randagio prestare 3.000 ducati a qualcuno? Oppure dovrei mettermi in ginocchio davanti ai vostri piedi tremando come uno schiavo e senza fiato nella gola, dirvi: oh mio nobile buon signore, voi mercoledì mi avete sputato in faccia, un altro giorno mi avete preso a calcio, un altro giorno ancora mi avete chiamato un cane, e io in cambio di tutte queste cortesie voglio proprio darvi tutti i soldi che vi occorrono. Per quanto mi riguarda, ebreo, io sono pronto a chiamarti così ancora, a prenderti a calci e a sputarti ancora in faccia. Se tu ci presti il tuo denaro, non farlo come degli amici, perché nessun amico mai ha preteso il guadagno dal denaro di un amico. È immondo che il denaro generi guadagno e mai quest'uso prevarrà tra uomini degni di essere tali. Stai certo, quest'immondizia riservala ai tuoi nemici, così che se mancano l'impegno e non possono pagarti, tu possa sorridendo mandarli alla rovina.